quindi Vernizzi, sale Banks, prova a partire di mano sinistra nell'angolo per Hiro Egbu che si alza, il canestro da 3 anche per dell'11 pari, sono 6 puntuali rimbalzi di Nick Melli in stagione. Intanto Sorokas è un fire dopo il 3 su 3 dalla lunetta, va in sottomano, sale adesso Ellis a portare il blocco a Pangos. Hiro Egbu si alza da 3, non sbaglia Hiro Egbu, Zanelli lo fronteggia. Questa difesa zona che ormai Nicola tiene in campo da diversi minuti. Pangos va nel pitturato, grande giocata di Kevin Pangos, scambia con Voigtmann, riceve il tedesco, spalla canestro, si gira sul piede perno, va in sottomano, tira in reversa, trova 2 punti, trova anche il fallo Johannes Voigtmann, perché stavano scadendo i 24, poi parte Hiro Egbu, pallone sporcato recuperato ancora da Milano, parte il contropiede di Milano con Voigtmann, va a schiacciare, time out nuovamente da Marcelo Nicola. La schiacciata di Johannes, chiede palla a Heinz nel pitturato, Voigtmann sposta il pallone su Hall, Shields, Voigtmann parte in 1 contro 1, può andare fino in fondo per Voigtmann, ancora finta il tiro da 3, poi si ferma Voigtmann sulla pressione di Ellis, va fino in fondo il tedesco, ancora un reverso, attenzione alle proteste, fallo tecnico per Octavius Ellis. Epier sempre a zona, la difesa di Treviso, Epier scambia con Voigtmann che tira da 3 punti da lontanissimo Johannes Voigtmann, partendo in maniera irregolare, si riparte quindi sempre con 2 possessi tra le 2 formazioni a favore di Milano. Hiro Egbu si alza, tira da lontanissimo e canestro ancora da Hiro Egbu, che è spartita tra i due, un 4 su 7 da 3, 2 su 4 da 2, li avevamo messi di fronte, in effetti all'intervallo avevamo avuto ragione, intanto ha ragione anche Heinz. Un balzo tirato giù da Heinz, parte Milano con Pangos, si ferma, poi parte di mano destra Pangos, si ferma sotto canestro, tira in qualche modo, non so come sinceramente. Adesso sembra di nuovo a zona la difesa di Treviso, proveremo a capirlo dopo. Pangos comunque si preoccupa poco di che difesa sta facendo Treviso. Da Tome per Tonut, quindi Ricci consegnato per Baldasso, fa girare palla a Milano, Bilica prova ad andare fino in fondo, appoggia il tabellone Bilica, 3 punti per Paul Bilica che gira bene, prende il 13 secondi, non si va nemmeno più al tiro, Milano vince 92-78, conquista il suo 42esimo punto in classifica, 4 vittorie nelle ultime 6 gare, applausi per la formazione di Ettore Messina.